Non ci arrenderemo perché secondo noi, al di là della ospitalità che può essere obbligatoria o quantomeno sentita per tutti i comuni, sicuramente c'è il problema dei numeri che non stanno in piedi. Suona molto come una dichiarazione di guerra al prefetto l'affermazione di oggi del sindaco di Cison. Una posizione forte degli oltre 500 cittadini da tutta la vallata ed oltre, che hanno voluto manifestare oggi pomeriggio il loro dissenso per quello che ormai è il borgo dei profughi. 110 sono gli abitanti di Soller, 80 o forse di più perché ancora non sappiamo quale potrà essere la cifra esatta, ovvio che insomma anche a un bambino della scuola dell'asilo insomma sembrano tanti. Intanto il 29, con tutta probabilità, verrà assegnato dalla prefettura l'appalto per la gestione della struttura, di proprietà della famiglia Favalessa, che non ha mai nascosto il mero interesse economico. Una situazione che vede contraria anche la regione. Quello non è uno stabile che può accogliere tutti quei profughi, soprattutto a ridosso di una pista ciclabile molto frequentata da donne e bambini, anche perché sappiamo che questi migranti per la maggior parte, circa il 90%, anche oltre, sono tutti maschi adulti sotto i 30 anni, quindi sarebbe veramente un rischio enorme per il nostro territorio. Manifestanti che hanno sfidato il gelo della giornata e partiti da Tovena hanno sfilato lungo la provinciale per poi giungere al borgo con l'obiettivo di salvarlo da quello che definiscono un disastro per l'economia della zona. È un'idea folle quello di far arrivare 80 profughi o finti profughi qui a Soller, in un'area che ha una grande vocazione turistica, dove sono stati fatti grandi investimenti sul territorio proprio per promuovere questo territorio. È una follia farli arrivare qui per uccidere questa vallata. Ma quello che sta irritando maggiormente la popolazione è il mancato coinvolgimento. Non è 80-8-10, è la scarsa informazione, la comunicazione. Quello che non conosciamo ci fa paura. Noi non è che siamo contro i profughi, perché comunque loro in teoria dovrebbero scappare da paesi disagiati, da guerre, da problemi. E è la scarsa informazione, ci si chiede perché tutti gli uomini e le donne, i bambini dove sono? Ma queste persone, questi giovani che trascorso hanno?